penso invece che Roberto Meloni, poesie, zero, io tutto ti vedo fare meno che scrivere, tu non sei un poeta. Ma, ma io la Secondo me no. poesia, che ti Eh, posso dire? Io, cioè, ho scritto per esempio le canzoni che ho eh. cantato nel duetto con la ragazza, poi comunque più che altro mi prendo anche cura dell'aspetto anche estetico e nella forma in cui io presento poi i miei prodotti, capito? Io adesso ti volevo un po' provocare, speravo mi rispondessi con una battuta, lui mi ha preso sul serio. È un ragazzo imprevedibile e fra un po' continueremo a parlare anche con lui subito dopo la pubblicità. Roberto, hai visto come puntuale Marco Di Stefano? I registi che lavorano lì come sono? Eh, Qual è il modo di fare televisione, il contesto di fare televisione lì? Guarda, ti dirò la verità, i registi lettoni sono molto puntuali, molto attenti, però in Lettonia ciò che secondo me manca è magari leggermente un po' di umorismo, un po' di, non te lo so spiegare, anche lo scherzare magari nel fare le cose, prendersi magari poco seriamente a volte. Questo magari, non so, forse è la mia Umanizza di più il missione. contesto, cioè, Io ci provo comunque a portare un po' di, che ne so, di passionalità. ma sì, anche un, cioè, capito, ogni tanto non bisogna sempre prendersi troppo sul serio, c'è anche questa cosa stare così, io ci gioco tantissimo, io mi diverto, capito, così. L'importante è che, secondo me, quando tu fai il tuo lavoro, lo fai col sorriso sulla faccia, che la gente veda che quello che fai lo fai col cuore, cioè, ti diverti e fai divertire, ti piace e piace alla gente che ti ascolta e che ti vede, e questo secondo me è il segreto. È un grande segreto molto bello che sembra scontato, in realtà puoi metterlo in pratica, Eh, il difficile del sì. lavoro. Il ballo del lettone, non ho sbagliato perché io pensavo si dicesse del lettone, invece c'è quell'accento che va sull'altra Del lettone. vocale. Sì, E allora facciamo così, tu hai ambientato questo video veramente un po' dissacrando anche i nostri luoghi, i nostri usi e costumi, però al servizio di una canzone e di uno spettacolo che tu comunque hai voluto interiorizzare, in qualche modo trasferire anche altrove. sì. Vediamo abiti in costume, c'è anche tuo papà in questo C'è video. mio padre che guida il trattore, meraviglioso. Ma sai, io ho voluto mostrare la mia Sardegna alla gente lettone, che è rimasta colpitissima. Poi c'è la spiaggia della Pelosa di Stintino, i lettoni impazziti, l'acqua come la piscina. Ho detto sì, sì, All'acqua come la l'acqua piscina, come la questo era il piscina, paragone. Allora capito? facciamo una cosa, vediamo questo ballo del lettone. Impara un nuovo ballo insieme a me, ma non ti preoccupare, è molto semplice. Il ballo del lettone, Il ballo del lettone! dal Baltico ti porta il buon umore. Tutti quanti
casa non hanno visto, ma noi abbiamo anche ballato durante Sì. la proiezione di questo filmato molto bello. Un video, chi è la ragazza che canta La con te? ragazza è una cantante lettone, si chiama Elisabetta. E lei cioè, rappresenta più che altro la non tipica bellezza lettone. Lei è scura, capelli scuri, occhi neri. Però è molto bella. Sì, vabbè, la non bellezza lettone Lettone vuol dire la tipica bellezza che potrebbe che, essere sarda. che rompe, esatto, nello schermo, molto bella. Allora, dopo torniamo a parlare anche, anzi dimmelo subito, questo musical veloce che stai facendo, Full Stiamo Monty. facendo Full Monty, sì sì. Stiamo lavorando sulla versione lettone di Full Monty, in cui ci sarò io e ci saranno altri artisti lettoni e sarà presto in alcuni teatri sia a Riga che in alcune città lettoni.